Corrado Conca, sei una guida escursionistica della Sardegna. Sono tantissime le persone che vorrebbero avere un ufficio come il tuo, no? Come nasce una via ferrata, tu che hai alle spalle un'esperienza lunghissima sulla progettazione e la costruzione proprio di percorsi lungo le arrampicate? Dunque, ora naturalmente è un po' più complesso rispetto a una ventina d'anni fa in cui tutto era decisamente più spontaneo e meno formale. Adesso le vie ferrate sono a tutti gli effetti delle strutture sportive in ambiente naturale, quindi sono richieste delle valutazioni di tipo di impatto ambientale, la cosa è un po' più complessa. Resta la parte dell'ideazione, al di là della vera e propria progettazione, che è ancora una fase molto, molto affascinante, che parte già dall'osservazione delle pareti, delle rocce e ci si immagina quella che sarà l'esperienza del turista o del fruitore di quelle pareti. Quali sono i turisti che vengono rapiti da questo tipo di sport o comunque di questa esperienza in Sardegna? Ma è estremamente vario. Ti direi che per esperienza mi è capitato di accompagnare famiglie, cioè genitori con i figli, tipicamente forse più frequente tra i francesi, la vacanza d'avventura con la famiglia, ma ho accompagnato anche, sembra strano dirlo, ad arrampicare sulle vie ferrate gruppi di anziani irlandesi. Ho avuto un gruppo dove il più giovane del gruppo aveva 76 anni, per dire, quindi è estremamente vario. Quindi possiamo immaginare una esperienza che va dai piccoli fino agli adulti. C'è un aneddoto che ti ricordi di una giovane partecipante a queste tue escursioni? Ma in realtà ti direi che come aneddoto più che di una giovane, di una anziana, perché mi ha davvero colpito, appunto, era esattamente quel gruppo che ti dicevo degli anziani irlandesi, una signora che voleva mostrarsi forte, priva di, come dire, di debolezze, le avevo raccomandati, eravamo in Supramonte, qua è importante non cadere, le rocce sono taglienti, la signora casualmente è caduta, rotolava sulle rocce niente di mortale, niente di pericolosissimo, semplicemente stava scivolando sulle rocce e mentre cadeva lei già si voleva, come dire, difendere, no, it's okay, nothing, come dire, la sua preoccupazione era non che lei da anziana stava cadendo, si stava facendo male, ma voleva rassicurare la sua guida che non stava succedendo niente di grave, che non era un grosso problema. È tornata a casa? Assolutamente sì, un graffio sul gomito e niente più. Qual è la via ferrata di cui tu sei più soddisfatto? È non facile da dire perché in realtà quella che mi ha dato più soddisfazioni è la via ferrata del Cabirolla a Capocaccia, che però attualmente è chiusa già da più di un anno, naturalmente speriamo che venga riaperta, ma è quella che in qualche modo ha avuto una visibilità più internazionale con numeri importanti, superiori alle 10.000 visite nell'arco degli anni, con diverse nazionalità. Forse il fatto che è una via ferrata non tipicamente montana, perché ovviamente si sviluppa a 100-150 metri sul mare, e questa forse ha fatto sì che diventasse originale, tanto che a suo tempo lo stesso Corriere della Sera gli dedicò una doppia pagina alle 10 vie ferrate più belle d'Italia e c'era anche lei. Grazie.